Ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe non avere relazione con la visita del Papa la pistola trovata alla vigilia del viaggio del pontefice a Trieste in un trolley abbandonato nel bar della stazione ferroviaria del capoluogo giuliano. Lo si è preso in ambienti investigativi dopo una serie di controlli e monitoraggi effettuati comunque da allora. Il 6 luglio scorso l'intelligence e antiterrorismo sono impegnati in indagini accurate in ogni direzione per qualunque ipotesi e pista senza escludere alcun obiettivo. La polizia locale di Trieste ha sequestrato tra maggio e giugno centinaia di prodotti cosmetici scaduti o pericolosi per la salute nel corso di controlli in 5 negozi del centro cittadino. 2 commercianti sono stati denunciati. Un uomo di Cormons è stato denunciato per maltrattamento di 2 suoi cani e la morte di un terzo. La situazione di estrema privazione e degrado in cui vivevano gli animali è emersa in modo fortuito quando uno degli animali dell'ultimo, una femmina di setter ribattezzata Aria dai volontari del canile di Lucinico che l'hanno accolta, è stata trovata vagante nella zona di Cormons. 2 ragazze impegnate nel campo scuola dell'Associazione Nazionale Alpini in corso a Tramonti di Sopra Pordenone sono rimaste ferite per il cedimento di una passerella in legno. Le giovani sono cadute da un'altezza di meno di 1 metro nel gelido torrente sottostante, riportando alcuni traumi, soprattutto alle gambe. Subito aiutate ad uscire dall'acqua dai responsabili del campo, sono state raggiunte dai tecnici del soccorso alpino e dai vigili del fuoco di Maniago che hanno collaborato con il personale sanitario giunto a bordo dell'elicottero per il trasferimento in ospedale. La Guardia di Finanza di Trieste e i funzionari dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina hanno scoperto 7 lavoratori in nero nell'ambito della ristorazione. Di questi 6 sono rider, mentre 1 è addetto alla cucina. L'operazione rientra nell'ambito di una serie di controlli preordinati al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva e al rispetto della normativa in maniera di sicurezza sui luoghi di lavoro. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno, solo sulla zona montana al pomeriggio cielo variabile per la formazione di qualche cumulo e non si esclude qualche breve rovescio sulle zone alpine più interne. Temperature molto elevate su tutte le località con caldo afoso di giorno e di sera in pianura, anche di notte sulla costa, venti a regime di brezza. Temperature minime in pianura fra 20 e 23, le massime fra 34 e 36 gradi, sulla costa minime fra 25 e 28, le massime fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.